A Nuoro è successo qualcosa che ha paralizzato l'intera città. 3 auto, uno scontro frontale e un bilancio che fa tremare le gambe. 10 feriti in un solo impatto. Siamo alle 18 di sera, alle porte di Nuoro, in località Prato Sardo. È l'ora di punta, quella in cui tutti tornano a casa dal lavoro. La strada è quella principale, il rettilineo che porta alla statale 131. In quel momento succede qualcosa di imprevisto. 3 automobili si scontrano frontalmente. Il rumore deve essere stato terrificante. Quando arrivano i soccorsi lo scenario è devastante. 10 persone ferite, 7 delle quali devono essere estratte dalle lamiere. Immagina la scena, le auto distrutte, le sirene, il caos. Arrivano 6 ambulanze e le di soccorso. 5 persone vengono portate in ospedale in codice rosso, quello più grave, con traumi importanti. Ma c'è una ragazza che sta anche peggio. Infatti le sue condizioni vengono definite gravissime. Nel giro di pochi minuti Nuoro si paralizza completamente. La strada viene chiusa, il traffico bloccato, code infinite. Chi doveva entrare o uscire dalla città è rimasto intrappolato per ore. I vigili del fuoco lavorano disperatamente per estrarre le persone dalle auto distrutte, mentre la polizia locale cerca di capire cosa sia successo davvero in quelle rettilinee. Speriamo davvero che tutti se la cavino. Tu hai mai assistito a qualche brutto incidente? Se sì, sono curioso di conoscere la tua esperienza. Per chiudere, se vuoi rimanere aggiornato sulle prossime notizie che porterò sul canale, iscriviti. E se proprio ti va, metti un like al video. Grazie per il tuo tempo e ti auguro una buonissima giornata.